È uno scrigno magico l'Archivio Carbone e nei suoi pochi metri quadri contiene la meraviglia di 500.000 negativi, lastre in vetro e migliaia di stampe, raccolte dagli anni 20 fino al 1973. Frutto del lavoro del fotografo napoletano inviato del Mattino Riccardo Carbone, l'archivio costituisce un patrimonio culturale, storico e giornalistico di immenso valore che, curato dall'associazione Riccardo Carbone Onlus, combatte per la sua sopravvivenza alla ricerca di fondi che potrebbero rendergli giustizia. Le immagini portate alla luce finora, frutto dell'incessante lavoro di Renato Carbone, Letizia Del Pero e Federica Nicois, hanno regalato momenti e dettagli di un'Italia da non perdere, tanto da interessare numerose produzioni cinematografiche che hanno potuto attingere dall'archivio testimonianze di moda e stili originali delle varie epoche. Molto è stato già fatto, soprattutto per difendere le pellicole dalla deteriorazione, ma l'obiettivo finale sarebbe quello di rendere l'intero patrimonio consultabile online, scannerizzando e digitalizzando i negativi affinché possano essere preservati e nello stesso tempo godibili per tutti. È nell'aiuto delle istituzioni che si concentrano le speranze di salvaguardare il luogo della memoria firmato Carbone, ma anche nella solidarietà della gente comune, alla quale sono rivolte diverse iniziative. Una possibilità per tutti di essere protagonisti di un grande progetto e di una grande ricchezza che, partendo da una sola famiglia, sogna di far parte della famiglia di tutti.